A pochi giorni dalle elezioni amministrative che hanno proclamato la vittoria di Oscar De Pellegrini nella corsa a Palazzo Rosso, abbiamo chiesto ai bellunesi le loro impressioni sul nuovo primo cittadino. Penso proprio che sia la persona giusta. È ora di cambiare anche politica qui a Belluno. Perché la persona è degna di stima, di considerazione, di rispetto. Forse è un qualcosa di diverso per chi lo appoggia. Una brava persona mi sembra e va bene così. Bisognerà vederlo al lavoro. Sì, dai, speriamo. Sono fiduciosa. Per cui io sono fiducioso, spero in un cambiamento in positivo per Belluno. E basta che mantenga quello che ha detto, perché noi possiamo basarci alla fine solo sulle parole. Adesso vedremo i fatti. Come commentiamo questo 46% di elettori che si sono recati alle urne? Perché c'è una disaffezione chiaramente da parte degli elettori. Perché non si sa più, non c'è un indirizzo preciso ormai politico. Ci credono poco ormai, secondo me, anche se non andare a votare perdiamo quello che è il nostro diritto di voto. E io presumo che questo fenomeno, soprattutto per i giovani, sia un cancro ormai quasi irrisolvibile. Riguardo alla percezione di cosa vada prioritariamente cambiato nella città, i cittadini hanno risposto. Sistemare la viabilità, perché è messa male forte. La viabilità è al primo posto. Ma ci sono i problemi del Nevegal da risolvere subito, i problemi del ponte Bailey e tante altre cose da sistemare il territorio. Renderla più smart e più giovanile. A livello culturale sarebbe da dare un po' più di opportunità, perché è una città che offre tanto, potrebbe offrire tanto e purtroppo non viene valorizzato tutto il potenziale che ha. Fare qualcosa per l'ambiente o comunque le strade, un po' di manutenzione, poi dar spazio anche ai giovani. Un approccio diverso verso il turismo che da quanto se ne dica c'è, ma ha bisogno di trovare una risposta diversa. Per i giovani non hanno bacini di contenitore adatti, non hanno possibilità di sviluppare le loro passioni, il loro tempo libero.